deep into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in, more to find than can ever be found. But the sun rolling high to the sapphire sky keeps great and small. L'insieme vocale Nova Eufonia, diretta dal maestro Vincenzo Cossu. E buonasera a tutti. Avete appunto appena sentito questo benvenuto in musica del Nova Eufonia, ideato e fondato dal maestro Vincenzo Cossu, l'unico gruppo vocale della Sardegna specializzato in musica da cinema. Composto da 30 elementi, per lo più giovani del territorio, ha nel suo repertorio temi e canzoni per il cinema di autori come Ennio Morricone, Nicola Piovani, John Williams, Zimmer, Vangelis, Queen, Adele, Lady Gaga. E vi trovate in uno dei luoghi simbolo della bellezza. E il nostro intento in queste 5 giornate è stato e sarà andare alla ricerca della bellezza come valore che vogliamo condividere con voi questa sera, nella 4ª giornata del Festival delle Bellezze, in un luogo che ci lega al passato della nostra isola, creando un vincolo indissolubile con la nostra terra. Noi sardi siamo circondati dalle bellezze e questi luoghi meritano di essere valorizzati. La necropoli di Museddu, a Cheremule, il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem, a Sassari, su Campus Antuezzu, ieri a Cargeghe, stasera il sito prenuragico di Monte Baranta e domani il Nuraghe Santo Antine, il Museo della Valle dei Nuraghi del Logudoro Meilogu, il Caffè Cinema di Torralba. Non saranno cornici per eventi suggestivi, ma i veri protagonisti del Festival delle Bellezze. Abbiamo iniziato il 17 luglio, chiuderemo domani il 21 e questo è stato un viaggio onirico tra suoni, cultura, arte, emozioni. Alessandro D'Avenia ha scritto: strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per questo sono al mondo. Quando canto in algherese dice: sento di essere algherese. Ho la sensazione di vivere dove Alghero finisce. Sono davanti all'azzurro, da una parte il porto,
il rumore dei motori delle barche, i pescatori che vanno via la mattina presto. E così le Serenades abbracciano il Mediterraneo, dal Ghero al Portogallo e alla Turchia. Toccano i cuori degli spettatori. Stasera Monte Baranta si trasforma in un teatro naturale, accompagnata dalla fisarmonica, da Fausto Beccalossi, a voi Franca Masu. Chi sente e chi muove in appresso a me, e petramente sa faccia luna per vedere e tutto sto marino da proci da resi la gente guarda e fa sta femmina che fa Maruzzella, Maruzzella, mi s'impieta all'occhio mare, a me mi s'impieta a me non dispiace. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo è scura. Prima dice sì, poi doce mi fai morire. Maruzzella, chi mi aiuta e chi muove non mi aiuta e mi è venuta a voglia ardente di basare e viene a casa mia bella e dammi sta bucchella che per te ferina e zucchero si fa. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo scura. Prima dice sì, poi doce mi fai morire. Maruzzella, questo cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scura e prima dice sì poi doce mi fai morire Maruzzella, Maruzzella e prima mi dice sì poi doce mi fai morire Maruzzella, Maruzzella
magia. Danza de sombras e de luz, de sonho e fantasia. O ritual que me seduz, cinema que me dá tanta alegria. Deixa a música esquecer nesta cadência o meu comoído coração, aprender a ser criança e assim esquecer a solidão e os olhos a brilhar numa sala escura. Dança de sombras e de luz, de sonho e fantasia, no ritual que me seduz, cinema que me dá tanta alegria. A 24 imagens por segundo, o meu comovido coração aprender a voar neste cinema paraíso que eu trago o meu olhar e também no sorriso. Sorriso e também Cinema Paradiso, Ennio Morricone, Fausto Becalossi.
están las nubes chorando por un amor que morreu. Están las ruas molhadas de tanto como chover. Están las nubes chorando por un amor que morreu. Están las ruas molhadas de tanto como chover. Lalina, porque eu moro, quero mirar-me nas meninhas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso, sem ti não posso viver. Ai, estão as nuvens chorando por um amor que morreu. Estão as ruas molhadas de tanto como choveu. Lalina, porque eu quero mirar-me nas meninhas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso viver. Dá-me alento com as tuas palavras, dá-me felme com o teu coração, dá-me nome com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor, dá-me alento com as tuas palavras, dá-me felme com o teu coração, dá-me nome com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor, dá-me nome com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor. La la, oh, Lalina, porque eu moro, quero mirar-me nas meninhas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso, sem ti não posso viver. Grazie a tutti, grazie per questo invito, per l'accoglienza in questo sito importante. A tutti voi, a tutti quelli che hanno collaborato per l'organizzazione, grazie a Vincenzo Costu, grazie a Luciana Satta che spende sempre delle parole meravigliose per me, ma per tutto quello che veramente ama, e lei è veramente bravissima. Grazie ai tecnici che hanno lavorato tutto il giorno, Fabio, Flavio, Ivano, tutto lo staff. E buon proseguimento con questo Festival delle Bellezze. Che bellezza sia! Grazie a voi! La 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 la.
sentì nel Fausto Beccalossi, grazie. Grazie a tutti. Franca Masu. E allora, noi prima di farvi andare via vorremmo chiamare le nostre ancelle del Festival delle Bellezze per un dono in ricordo del festival. Rossella e Viola. Complimenti per queste scelte, ripeto, azzardate, difficili, però che hanno una magia e un sapore particolare. Io credo che stasera, vero, per chi guardava e ascoltava era veramente uno scenario particolarmente magico. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie Franca. Grazie Fausto. Allora, maestro, quali brani stasera in programma? Presenteremo diversi cavalli di battaglia del nostro repertorio di musica da cinema. Inizieremo con un Stand By Me, che non nasce come musica da film, ma lo diventa grazie al famoso film degli anni '80 tratto dal racconto di Stephen King, e ormai la gente lo caratterizza quel tema per quel film. Proseguiamo con Beautiful That Way, dalla colonna sonora del film La vita è bella di Benigni, musica di Piovani, testo di Noah. E andiamo a chiudere con due brani, uno meno conosciuto, Titans, dalla colonna sonora di Alexander di Oliver Stone, musiche di Vangelis, e poi l'universalmente noto, che come musica assoluta e non solo come musica da cinema, Hallelujah di Leonard Cohen. E allora, spazio alla musica, il maestro Cossu, l'insieme vocale Nova Eufonia. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. No, stand by me. By me, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. The sky that we look upon shall tumble and fall, and the mountains shall fall to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. No, stand by me.
be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.
Prima di concludere con un brano finale, perché ci salutiamo in musica, abbiamo iniziato con la musica e concludiamo con la musica, vi ricordo che ogni serata del Festival delle Bellezze è dedicata a una diversa realtà impegnata nel sociale e stasera abbiamo il piacere di ospitare Emergency. E invito qui con me la referente del gruppo Emergency di Sassari, Rita Diez, e l'altro referente, Gavino Barria. Buonasera. Ciao, buonasera. Allora, che cosa fate nel territorio? Raccontiamo un po' il vostro impegno. Ok, io parlerò soprattutto di Sassari, Gavino poi in generale in Italia. Il progetto di Sassari nasce da un protocollo d'intesa con la AS di Sassari, quindi abbiamo un ambulatorio al Palazzo Rosa aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, dove ci occupiamo di migranti e italiani in stato di bisogno. L'ultima scommessa di Emergency è recentissima, nasce proprio un mese fa. Abbiamo sempre un protocollo d'intesa con il comune di Sassari e con l'ATS, che è la nostra ASL in questo momento. Ci occupiamo di un quartiere molto disagiato a Sassari, che è appunto Santa Maria di Pisa. Con i locali donati dalla farmacista ci occupiamo di fare un monitoraggio per indigenti, che sono soprattutto italiani. Quello che sta succedendo con Emergency è che siamo nati per rispondere alla guerra, quindi costruire ospedali nelle zone di guerra, e poi ci siamo resi conto che c'era anche tanto bisogno in Italia. La maggior parte delle persone che vediamo ogni giorno in ambulatorio, ma anche nei nostri progetti, sono italiani che non hanno più accesso alle cure, quindi non riescono più a curarsi i propri denti, non riescono più a comprare un paio di occhiali, non riescono a capire e ad orientarsi in questo nostro sistema burocratico. Quello che chiede Emergency intanto è un grandissimo grazie per averci invitato, è una grande collaborazione in questo settore che cerca il terzo settore, che è la nostra associazione, ma anche tante altre associazioni che cercano di arrancare in questo sistema burocratico molto difficile. Prima Vincenzo diceva non ci sono fondi per la cultura, in questo momento non ci sono fondi quasi per niente, quindi quello che ci auguriamo è che questi fondi arrivino e che questo terzo settore sia aiutato anche da parte delle amministrazioni comunali, ma anche di tutta la regione. Grazie. Allora, Gavino Barria, quindi per voi difendere la bellezza e più che altro combattere le brutture di questa società. Esatto, sì, Emergency si impegna tanto per questo, e legandomi idealmente infatti al tema poi del festival, io vorrei invitarvi magari appunto anche ad aiutarci, potete avvicinarci, abbiamo il banchetto lì, oppure anche visitando magari il sito di Emergency, www.emergency.it, e fare una donazione a favore di questa associazione che è molto presente anche in Italia, non solo all'estero. Questo perché io penso che ci sono poche cose belle come aiutare gli altri, e aiutare è veramente un gesto di una grande bellezza. Grazie. Grazie al gruppo Emergency, grazie a voi. E allora, maestro Cossu, inviterei lo staff tecnico di questo festival, quindi il direttivo. Chiamiamo quindi il presidente Giuseppe Prisco, chiamiamo il vicepresidente Mario Ledda, Alessandra Cocco, segretaria, e Federica Prisco, tesoriere. E allora, Presidente, cosa vogliamo dire di questa seconda edizione del festival? Bene, questa seconda edizione, attraverso tappe come quella di oggi, che vanno quindi a rievocare emozioni importanti in luoghi di questo tipo, trasmettono veramente tanto. L'anno scorso abbiamo già scoperto la bellezza di Monte Baranta e quest'anno l'abbiamo riscoperta. Parlo di una riscoperta perché questi luoghi riescono sempre a lasciare un'emozione come fosse la prima volta. E quindi, che dire, questo luogo magico può trasmettere tanto e può parlare attraverso la musica, e questo è quello che noi oggi abbiamo cercato di fare, noi e gli altri artisti che si sono esibiti.
e ovviamente speriamo che questo percorso del festival possa, completandosi domani, vedere la vostra partecipazione, quindi a Torralba per le prossime tappe. Quindi in chiusura saluto e ringrazio a nome dell'intero direttivo, a nome dell'associazione per esteso, la dottoressa Satta per la sempre brillante conduzione, il direttore artistico del Nove Eufonie e del Festival delle Bellezze, maestro Vincenzo Cossu, naturalmente il service che oggi ci ha accompagnato, GioR, e naturalmente non posso dimenticare il sostegno dell'amministrazione, quindi il sindaco e la dottoressa Gasperetti, e ovviamente voi del pubblico. Grazie a tutti. Grazie al Presidente. Maestro Cossu, cosa vogliamo dire in chiusura? Io voglio assolutamente ringraziare, visto che siamo qui a Olmedo, una persona che a fianco al sindaco, al vice sindaco, all'assessore e a tutta la giunta comunale si è molto impegnata sin dall'anno scorso e ha accettato di, come dire, di cogliere e cercare di vincere con noi la sfida. Quindi sto parlando del segretario generale Tomasina Manconi, che ha fatto veramente qui e a Torralba un lavoro eccezionale. Poi il ringraziamento alla conduzione e all'ufficio stampa l'ha già espresso naturalmente per la dottoressa Satta, il nostro presidente. E io ovviamente non posso che ringraziare gli artisti che sono intervenuti, le ragazze Vittorina e Alessandra a nome della scuola civica di musica Meilogu. Ringrazio naturalmente Franca e Fausto che hanno offerto una performance emozionante al tramonto e poi sotto le stelle. È stata veramente un brivido, musica che si è fatto veramente un brivido, una risonanza quasi magica. Ed è stato veramente emozionante poterli vedere dal vivo qui in questo contesto che abbiamo scelto. E poi naturalmente non posso non ringraziare i miei ragazzi, quindi tutti i membri del direttivo certamente, ma anche i ragazzi dello staff provenienti in particolare dalla Corale Studentesca Città di Sassari, tutti i coristi e i solisti del Nova, poi i maestri accompagnatori, Valentino Cubeddu che tra l'altro gioca in casa di Olmedo e ha eseguito Circle of Life in apertura con noi, e poi il maestro accompagnatore Marco Solinas, la nostra violoncellista Carla Nieddu, e al flauto Irinel Pavaloaia. Quindi grazie a tutti i ragazzi. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. But she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the eye.